Ci troviamo a Serrada e abbiamo parcheggiato la macchina nei pressi dell'hotel Cogula, che potete vedere alle mie spalle. Oggi facciamo un trekking che ci porterà alla Forra del Lupo. Ma sapete cos'è la Forra del Lupo? È un semplice camminamento militare costituito da una trincea austro-ungarica della Prima Guerra Mondiale. Era posta al confine tra il comune di Terragnolo e Folgaria. Siete curiosi di vedere cosa ci aspetta? Bene, ora partiamo! Siamo appena usciti dalla Forra del Lupo, la parte più bella e caratteristica, che dà il nome a tutto l'itinerario. All'interno della forra potete trovare questa scatola che contiene un diario sul quale potete lasciare una firma e anche un bel pensiero. Ed ora lasciamo la Forra del Lupo, continuiamo sul sentiero 137 in direzione del Forte delle Somme. Giunti a questo punto ci sono due sentieri che portano al Forte d'Osso delle Somme, uno facile e l'altro difficile. Noi percorriamo il sentiero difficile e poi vi sapremo dire il grado di difficoltà. Stiamo entrando ora in una galleria. Occhio alla testa, mi raccomando. Siamo arrivati al Forte d'Osso delle Somme.
Il sentiero che abbiamo percorso, segnato come difficile, non presenta alcuna difficoltà, tranquilli, si può fare. Ora facciamo ritorno al nostro punto di partenza, seguendo il segnavia verso il rifugio Baita Tonda. Abbiamo lasciato il sentiero che affianca la pista da sci ed ora proseguiamo nel bosco. Purtroppo abbiamo dovuto riprendere il sentiero dell'andata perché l'altro sentiero è risultato impercorribile causa i numerosi alberi abbattuti dal vento. Ed eccoci arrivati al nostro punto di partenza. Il giro di oggi non ha presentato particolari difficoltà. È stato un giro suggestivo, interessante da un punto di vista storico. Dobbiamo dire anche molto panoramico, soprattutto dal forte del Dosso delle Somme. Bella la vista sul Brenta e sull'Adamello. E con questo ultimo sole vi salutiamo e alla prossima!